A Vittorio Veneto il commosso saluto alla mamma di 38 anni morta per un tumore dopo aver dato alla luce il suo quinto figlio. Il grazie del marito per la tanta solidarietà di questi giorni. Crack Veneto Banca, l'archiviazione di 10 indagati, tra i quali l'ex presidente Trinca, scatena la rabbia dei risparmiatori. Consoli unico responsabile, una barzelletta, attaccano. Mentre a Castelfranco si è costituito il 38enne che sabato sera ha travolto e ucciso con l'auto scappando subito dopo a Rossano Veneto, il dolore per la fine della 74enne vittima della tragedia. Razzie nella Marca, Santa Lucia di Piave, i banditi fanno esplodere le colonnine di un distributore. A Carbonera un'altra anziana derubata in casa. Condannato per furto e svanito nel nulla, era diventato un pastore in montagna tra le mucche. La polizia rintraccia in una stalla di Feltre un pregiudicato romeno. Stasera a Ring, intervista esclusiva a Manuel Bortuzzo, il nuotatore trevigiano rimasto paralizzato dopo l'agguato di Roma. A Trieste tutto pronto per il concerto benefico. Quasi 1000 alunni di scuole elementari e medie collegate in diretta con l'astronauta Luca Parmitano nello spazio. Mattinata straordinaria quella di oggi a Pederobba. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Oggi pomeriggio a Vittorio Veneto il commosso ultimo saluto alla mamma di 38 anni morta per un tumore al seno un paio d'ore dopo aver dato alla luce il suo quinto figlio. Vediamo. Il dolore e i canti e poi il grazie commosso del marito Lambert ai tanti che hanno affollato la pieve di Sant'Andrea stringendosi a lui e ai suoi 5 bimbi. I bimbi che Marie-Louise Wapi Numsi ha dovuto lasciare piegata da un tumore al seno scoperto pochi giorni prima di mettere alla luce il suo ultimogenito. Vittorio Veneto non ha fatto mancare il suo calore alla famiglia della mamma 39enne, arrivata qui nel 2000, morta lo scorso 26 ottobre, un paio d'ore dopo il parto cesareo con cui è stato fatto nascere il piccolo. Ha sempre lavorato per la crescita e per il bene di tutti. Marie-Louise, un altro simbolo, ti lascia. Marie-Louise se ne va dando la vita. È morta Marie-Louise, ma è rinata in Renato, l'ultimo figlio. Una vita promossa a pieni voti, ha detto il sacerdote. In chiesa i familiari arrivati dal Camerun, ma anche volti noti della vita cittadina. Le litanie delle donne lungo il perimetro della Pieve, poi di fronte all'altare, accanto alla bara coperta dai fiori. Infine i tanti grazie pronunciati dal marito. E ringrazio anche da parte di mia moglie, che è stata una donna che, per dire, all'ultimo momento, anche essendo in ospedale, quando il medico gli diceva guarda, tu sta male, dobbiamo cercare di curarti facendo nascere il bambino prima, e lei diceva sempre che lasciatelo crescere un po', sino rischiava di nascere quei problemi. Cercherò comunque di dare il massimo ai figli, sapendo anche che il calore che mi avete dato questi giorni qua, dandomi il senso di non lasciarmi da solo. Il crack di Veneto Banca, ora l'archiviazione di 10 indagati, tra i quali l'ex presidente Trinca, scatena la rabbia dei risparmiatori. Io ritengo che il provvedimento di archiviazione sia errato nella forma e nella sostanza. Chiaro il messaggio al giudice Casciarri, ma soprattutto al titolare dell'indagine, il sostituto procuratore Massimo De Bortoli, che ha chiesto ed ottenuto il proscioglimento di quasi tutta la dirigenza di Veneto Banca. Come è stato chiaro che per l'avvocato Luigi Fadalti, che rappresenta una parte dell'esercito di risparmiatori traditi e truffati, la questione non finisce qui, ma continuerà in Cassazione. Avvocato che non nasconde di essere rimasto sbalordito dalla notizia. Mi pare incredibile che vi sia stata una sorta di one man bank, cioè che tutto sia dispeso esclusivamente dall'attività del ragionier console. Perché per il pubblico ministero De Bortoli l'unico con certezza da rinviare a giudizio per aver truccato i bilanci della banca è l'amministratore delegato Vincenzo Consoli, che sarebbe riuscito ad imbrogliare non solo la Banca d'Italia, ma l'intero consiglio di amministrazione di Montebelluna.
E se per Patrizio Miatello il rinvio era prevedibile, la decisione del Tribunale di Treviso sta facendo infuriare non poco i risparmiatori, che da questa mattina hanno inondato di telefonate lo sportello di aiuto aperto da poco a Cornuda. Oggi i cittadini mi hanno fermato per commentare quanto è avvenuto delle decisioni del Tribunale. Perché ci conferma il sindaco, per la gente di fatto questa archiviazione conferma la non responsabilità del resto della dirigenza per le scelte fatte. Praticamente in Veneto Banca, che si fosse un usciere o che si fosse il presidente, magari c'erano indennità diverse, ma la responsabilità era questa. È una bella barzelletta da raccontare. Soprattutto se raccontata a chi non ha nessuna voglia di ridere, a partire dall'intera cittadinanza di Montebelluna, fino a 4 anni fa orgogliosa della loro banca. Certo che ci credevamo, è stata una banca che per anni ha aiutato il territorio. Ecco perché con un fondo risarcimento che non decolla, la montagna di carte che adesso si stanno rivelando inutili e soprattutto i piani di rientro che stanno falciando i mutui sugli immobili e i fidi alle piccole imprese, il giudizio dei risparmiatori tradito, non si ferma alla dirigenza di Veneto Banca. Se questa è la legge che ci rappresenta nella nostra Repubblica Italiana, c'è veramente da riflettere e non dormire neanche alla notte. Soddisfazione invece da parte dell'avvocato di Flavio Trinca. Accoglie con soddisfazione l'avvocato Fabio Pinelli l'archiviazione delle accuse a carico del suo assistito, l'ex presidente di Veneto Banca, Flavio Trinca. A processo per il crack dell'ex Banca Popolare andrà solamente Vincenzo Consoli, secondo le richieste del pubblico ministero Massimo De Bortoli, accolte dal GIP Bruno Casciarri. Archiviazione dunque per Trinca e per gli altri 9 dirigenti finiti sotto inchiesta. Con soddisfazione e con condivisione, con soddisfazione perché l'uomo Flavio Trinca è un uomo che merita la conclusione di un procedimento senza alcuna responsabilità, perché come è stato correttamente scritto nero su bianco, Trinca era il presidente di un consiglio di amministrazione che non è stato ritenuto minimamente responsabile, e di condivisione perché anche dal punto di vista giuridico credo che sia ineccepibile il provvedimento dell'autorità giudiziaria di Treviso. L'ex presidente racconta il legale ha sofferto molto per questa vicenda, le accuse, le indagini, quando lui stesso si riteneva vittima, avendo perso oltre 1,5 milioni di euro con il tracollo di Veneto Banca. Risparmi investiti, tanta era la fiducia, dice l'avvocato, che riponeva nella solidità dell'istituto di credito. Ora si è levato un grande peso. Un uomo di 80 anni, provato evidentemente da questa vicenda, molto soddisfatto e insomma ha avuto la pazienza di seguire il suo avvocato, che gli ha sempre detto di non demordere, che avremmo ottenuto il risultato sperato. Nessuna caccia alle streghe secondo l'avvocato, anche se si è cercato di dare una connotazione penale a condotte riconducibili semmai a negligenze collettive, dice. Questa era una vicenda che a mio giudizio doveva essere risolta a monte dalla politica. Non si può pensare che la giustizia riesca poi a dare, ragione e soddisfazione a migliaia di cittadini che ne restano coinvolti per vicende così complesse. Ed ora il nostro sondaggio. Questa sera abbiamo infatti un sondaggio dedicato alla bandiera veneta che ieri è stata vietata dalla polizia allo stadio Euganeo durante la partita. Il quesito lo vedete in sovraimpressione: bandiera veneta vietata allo stadio, è giusto? Se per voi la risposta è sì, fate uno squillo gratuito al numero che vedete sulla barra di colore verde 0422 162 6691, oppure uno squillo allo 0422 162 6690 se per voi la risposta è no. Il risultato del sondaggio di questa sera nel corso di Ring, in onda come ogni lunedì a partire dalle 21:15. Ha destato grande impressione a Rossano Veneto la vicenda di Graziella Geremia, la donna di 74 anni investita e uccisa sabato sera a Castelfranco Veneto. Il 38enne che l'ha travolta, allontanandosi poi dal luogo dell'incidente, si è costituito. Ora dovrà rispondere di omicidio stradale con fuga. Di Graziella tratteggia ai nostri microfoni un commosso ricordo l'assessore al sociale di Rossano Veneto, Marco Zonta.
La notizia, quando ha cominciato a girare, dapprima come una semplice voce, poi purtroppo ne abbiamo avuto la tragica conferma, ha lasciato sconvolta tutta la comunità, e ancora a distanza di qualche giorno siamo tutti quanti rimasti assolutamente senza parole, proprio per le modalità con le quali è accaduta, perché è già assurdo comunque morire in un incidente stradale, a maggior ragione lo è quando poi sei vittima di un atto di pirateria stradale, che è, se possibile, ancora più grave. La signora Graziella era molto conosciuta in paese, molto stimata, faceva parte di associazioni di volontariato, era molto impegnata, faceva parte di molte associazioni, io la ricordo in tantissime cerimonie civili, sempre in prima fila, sempre presente. Naturalmente il pensiero adesso va ai familiari, in particolare a Marta, la figlia, e a Marco, il figlio. Torniamo ora a parlare dell'emergenza furti. Da questa sera e per tutta la settimana è operativa la squadra di intervento operativo del battaglione Carabinieri di Mestre a supporto delle stazioni di Treviso, Mogliano Silea e Roncade. Il dispositivo di rinforzo pattuglierà nelle fasce serali assieme alle auto delle stazioni nei territori indicati e nelle zone periferiche del capoluogo. Intanto però i colpi continuano, come la scorsa notte a Santa Lucia di Piave, obiettivo un distributore di benzina. È qui qua, adesso. Vedi? Tirano un cavo, tirano il cavo e vanno al distributore. Eccoli i banditi in azione nella notte presso la stazione di servizio Kuwait a Santa Lucia di Piave. L'azione inizia verso le 3:30 quando non ci sono automobilisti nei paraggi e soprattutto quando i self-service dei distributori di carburante sono pieni per gli incassi dell'intera giornata. Ha una bomba. Ho visto questi due che correvano, via. Ho visto ormai che partiva, ma era tutto distrutto ormai. Hanno fatto tempo a portare via del contante? Sì. 5.000 euro, 4.000. Travisati al volto per non farsi riconoscere dalle telecamere di videosorveglianza, i due hanno forzato la colonnina del self-service per neutralizzare l'impianto elettrico e poi hanno posizionato l'esplosivo. La deflagrazione poteva avere effetti devastanti se coinvolgeva anche le pompe a pochi centimetri di distanza. Far saltare la cassa in un distributore è di una pericolosità estrema. Estrema, sì, estrema. Ma dei pazzi. Ma super pazzi. È un spessore da 10 centimetri, vero? Guardi, fortuna non ha preso niente, non ha rotto nessuna cosa da incendiare, sono guai, là è la benzina proprio pronta. I pezzi di metallo dell'apparecchiatura fatta saltare in aria sono stati scaraventati a decine di metri di distanza. Un pezzo sul muro là, i muri qua, vieni qua. Lamiere pesanti che potevano uccidere come le schegge di una bomba. Dopo il tremendo botto, la banda non ha perso un attimo, trafugando il denaro nella colonnina squarciata. Ignoto per ora l'ammontare del bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Conegliano che ora indagano sull'episodio. E ladri in azione anche a Carbonera, dove i malviventi hanno preso di mira 3 abitazioni. Mi ha telefonato mio figlio, ha detto sei a casa? Perché ho sentito suonare l'allarme. Quando sono venuta a casa c'erano i carabinieri, 2 macchine di carabinieri qua, 2 o 3 macchine. E io mi ha fatto veda, perché mi ha rotto tutto l'allarme, in camera mi ha fatto il disastro. Cronaca dell'ennesimo furto messo a segno nella Marca ed in questo caso neanche l'allarme scattato al momento dell'effrazione è bastato a far desistere i ladri. Siamo in via Boschi a Carbonera. La signora Regina era uscita per alcune commissioni. Al rientro l'amara sorpresa, magro il bottino, alcuni monili in oro, tanta l'amarezza. Vivo piena di paura. Sono disperata, ho messo a piangere quando ho visto tutto un disastro, i carabinieri qua. Ma prima di questa casa i ladri hanno tentato di entrare in altre 2 abitazioni, quella della sorella e di un vicino. Prima sono passati da me. Un vaso grossissimo di cemento me l'hanno spostato vicino al balcone. Vicino al balcone hanno tentato di salire. Si vede o che non sono riusciti o si sono accorti naturalmente che noi 2 eravamo a casa guardando la televisione. Allora loro hanno preso una scala che è vicino alla siepe e l'hanno portata vicino al fossato, hanno traversato e sono andati da questa casa Meucci qui vicino, che hanno rotto una porta e una finestra, però non sono riusciti a entrare.
Condannato a 1 anno e 9 mesi per furto, aveva fatto perdere le sue tracce sfuggendo alla giustizia, diventando latitante e riciclandosi come pastore di mucche in montagna, convinto che nessuno l'avrebbe cercato. Un 24enne romeno è stato invece rintracciato dagli uomini della squadra mobile di Treviso in collaborazione con i colleghi di Belluno. Gli agenti lo hanno trovato a Feltre, nascosto in una stalla dove aveva trovato rifugio. Vistosi scoperto, l'uomo si è arreso. Al termine delle formalità di rito, lo straniero è stato condotto in carcere a Treviso. La sanità ora, parliamo di influenza, partita oggi la campagna di vaccinazione dell'ULS 2, campagna che si concluderà il 31 dicembre. 140.000 dosi, oltre 1.000 operatori mobilitati. È partita ufficialmente la campagna di vaccinazione dell'ULS 2 della Marca contro l'influenza. Anche quest'anno a dare l'esempio il direttore generale ed i vertici dell'azienda sanitaria. L'obiettivo è quello di arrivare a quanto prevede ovviamente la Regione Veneto, che è il 75% della popolazione over 65. Obiettivo ambizioso, l'anno scorso si è vaccinato il 53% degli over 65, ma possibile con l'impegno di tutti, a partire dai medici di famiglia e dei pediatri. La vaccinazione è raccomandata e gratuita per tutte le persone che rientrano nelle cosiddette categorie a rischio, persone quindi più esposte alle complicanze anche gravi o mortali che potrebbero derivare dal contagio, anziani in primis, ma anche chi soffre di patologie croniche, donne in gravidanza, personale sanitario e chi per lavoro è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus non umani. Il vaccino è raccomandato anche a tutti coloro che assistono o vivono con persone a rischio. Devono proteggere con la loro vaccinazione persone fragili che o sono state vaccinate o non sono state vaccinate. In ogni caso per loro l'influenza è particolarmente rischiosa, quindi chi si prende cura di queste persone ha anche un po' il senso, il dovere etico di proteggerle con la propria vaccinazione. La vaccinazione riduce notevolmente il rischio di contagio, ma soprattutto evita le forme gravi, talvolta letali, dell'influenza e le complicazioni che portano al ricovero ospedaliero e negli anni passati hanno messo in crisi i reparti. Il 75% di persone vaccinate significa avere un minor afflusso al cafoncello, e questo è positivo per la persona che è costretta a venire in ospedale e che sta bene a casa propria, come ovviamente per il fatto che l'afflusso nel mese di punta, che vorrebbe dire gennaio-febbraio per noi, significa ore in pronto soccorso, significa code, significa occupazione di posti letto in più e quindi di conseguenza un disagio per tutti, per chi lavora ma soprattutto per le persone che ovviamente causa la patologia devono venire a ricoverarsi in ospedale. Per chi non riuscisse a farlo in questa prima fase della campagna è previsto un recupero il 14 dicembre con una giornata interamente dedicata alla vaccinazione in tutte le sedi dell'ULS. Linea alla regia, ora per la pubblicità, tra poco. Lezione davvero speciale quella di oggi, siamo nuovamente in diretta con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, lezione speciale per gli studenti di Pederobba, vediamo perché. È emersa dalle 1000 frequenze dell'universo la voce di Luca Parmitano, in diretta dalla stazione orbitale internazionale con 2 scuole venete, l'Istituto Comprensivo Trevigiano di Pederobba e quello veneziano di Vigonovo. Oltre il migliaio i ragazzi collegati in streaming da ogni classe, con i 2 centri di ricetrasmissione predisposti dalle sezioni ARI di Montebelluna e della Riviera del Brenta, che grazie ad un radioamatore australiano sono riusciti a collegarsi con il nostro astronauta in quei 10 minuti in cui la stazione orbitale passava sopra l'Oceania. Domande chiare, quelle rivolte a turno dai ragazzi di Onigo e di Vigonovo al comandante Parmitano. Ciao, sono Marta. Osservando la Terra, quali grandi cambiamenti vedi rispetto alla tua prima missione? Over. Ciao, purtroppo devo dire che i grandi cambiamenti che abbiamo visto sono quasi tutti in negativo. Tanti temi toccati in una lezione davvero speciale preparata da tempo. Abbiamo saputo verso la fine dello scorso anno scolastico, in primavera dello scorso anno scolastico. Una giornata speciale anche per tutta la comunità di Pederobba. Emozione che ho provato io da spettatore, figurarci loro che l'hanno vissuta in prima persona. Il Veneto si dimostra ancora una volta in prima fila e più forte di tutti quanti. Fino all'ultimo la trepidazione per le 1000 incognite di un collegamento in ponte radio lungo mezzo mondo e verso il cielo.
Cosa avrebbe detto Marconi dall'alto, vedendo tutto questo giro? Marconi avrebbe detto: ho seminato molto molto bene. Tra le istruzioni fondamentali impartite ai ragazzi, quella di chiudere sempre le domande con over, un termine che ricorderanno a lungo, come questa singolare esperienza. Cosa direi alla mamma? Mamma, sono in diretta, over. 11 novembre, festa di San Martino a Merlengo di Ponzano. Questa mattina si è rivissuto il gesto del mantello donato al povero di fronte ai bimbi della scuola materna. La cosa più bella è festeggiare con i bambini la festa di un santo che è nell'immaginario di tutti i bambini, San Martino, e alla fine chi è che non vuole essere cavaliere nella vita? E forse è proprio essere cavaliere oggi che è un po' più difficile. San Martino, soldato romano, quindi vescovo cristiano, arriva a cavallo tra i bambini della scuola materna di Merlengo. Nelle campagne di Via Ciardi la famiglia Menuzzo ha voluto dedicargli un capitello e proprio qui l'associazione Fanti, di cui San Martino di Tours è il patrono, ha voluto celebrare l'11 novembre. Non è solo il nostro patrono, ma è anche il patrono degli agricoltori. Festeggiare San Martino voleva dire che i mesadri una volta avevano finito il contratto e se erano stati bravi durante l'anno il padrone li teneva, altrimenti dovevano trovarsi un altro podere per poter lavorare e mangiare, insomma, sfamare la famiglia. Eccolo a cavallo San Martino, pronto, come vuole la tradizione, a dividere il suo mantello con un povero incrociato per strada, uno sconosciuto, un gesto che in molti ogni giorno silenziosamente compiono verso l'altro. I San Martino sono spesso nelle nostre case, nella misura in cui una moglie sa accudire magari in silenzio un marito ammalato, infermo, una mamma, il figlio disabile o tante altre situazioni segnate da sofferenza, da disagio e da chiusura. Spazio ora alle notizie da Belluno e provincia. In primo piano una triste notizia, le speranze di ritrovare Manuel Bratti, il 28enne di Longarone che da sabato non aveva più dato notizie di sé, si sono spente ieri mattina quando un drone del soccorso alpino ha avvistato il suo corpo sul fiume Piave a Mura Pagani. La notizia della tragica scomparsa ha lasciato nello sconforto l'intera comunità longaronese, dove Manuel era molto conosciuto ed apprezzato per il suo impegno nella vita sociale, politica e anche sportiva. Il sindaco di Longarone, Roberto Padrin, ha sospeso in segno di lutto tutte le iniziative culturali in calendario fino al 16 di novembre. I funerali del giovane saranno celebrati mercoledì alle 15:30 nella chiesa monumentale di Longarone. Belluno in festa oggi per la ricorrenza del patrono della città. Il suono delle campane a festa, l'ingresso in cattedrale dei Gonfaloni con le autorità di quello delle Sacre Scritture che accompagnano il vescovo e tutti i sacerdoti delle 6 convergenze foraniali della diocesi di Belluno-Feltre aprono la solenne celebrazione per la ricorrenza di San Martino, del santo amato e venerato in tutta Europa. In Francia si contano quasi 4.000 fra chiese e cappelle a lui dedicate. Si ricorda il nobile gesto del taglio del mantello donato a un mercante seminudo e quell'immagine Monsignor Marangoni ha richiamato all'omelia. A me sembra che San Martino, che noi veneriamo come patrono di questa nostra città e compatrono della nostra chiesa di Belluno-Feltre, San Martino mi pare sia stato un uomo capace di avvicinarsi alle persone e di attraversare le molteplici situazioni e difficoltà che ha incontrato, rapportandosi a tutto questo con stupore. E allo stupore degli inizi, che è proprio di Dio, il vescovo Marangoni ha dedicato la sua riflessione anche in relazione alla tempesta Vaia che ha mutato territorio e comunità bellunese. Un anno fa eravamo qui a riconoscere la prontezza e la dedizione con cui la nostra popolazione, con le sue associazioni e istituzioni, ha attivato una sorprendente opera di guarigione dalle ferite inferte al nostro territorio dalla tempesta Vaia. Oggi la domanda che ci poniamo è se siamo capaci di sostenere anche la prova dello stupore
che ha il coraggio di scoprire energie nuove. La celebrazione è stata velata dalla malinconia. Le preghiere sono state rivolte all'ex vescovo di Belluno Feltre, Brollo, gravemente malato, a Don Alfredo Murer, scomparso domenica, e in modo particolare ai giovani, soprattutto a quelli che si sentono soli. E la città di Belluno premia la generosità di Umberto Fiabane. Al filantropo bellunese ha assegnato il massimo riconoscimento che ogni anno viene assegnato dalla conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale di Belluno. A Umberto Fiabane la città restituisce la profonda riconoscenza che si deve alla generosità di un uomo che in silenzio e lontano dal clamore si è contraddistinto con un'opera filantropica a favore dei luoghi di aggregazione dei più piccini e della sanità, con azioni di grande importanza e di grande spessore. La sua discrezione è oggi sicuramente, in tempi di sfacciata ostentazione di qualsiasi cosa, un valore aggiunto al premio che gli viene consegnato. In un teatro comunale affollato per l'occasione, l'evento, condotto da Dino Bridda, decano dei cerimonieri, è divenuto l'abbraccio caloroso con cui la comunità intera si è voluta stringere con gratitudine a Umberto Fiabane, che è stato imprenditore operoso e lungimirante. A lui si devono negli anni 70 l'invenzione del telecomando, che negli anni 90 divenne universale, e sempre alla sua azienda, la CME di Cinesello Balsamo, la produzione della scheda per il televideo. La passione del mio lavoro l'ho acquisita già dall'infanzia, quando c'era uno che smontava le radio dei mezzi militari tedeschi quando ero bambino. Io seguivo l'elettronica, lo smontaggio e la costruzione di apparecchi radio invece che andare a giocare con i bambini. 78 anni, rientrato a Belluno agli inizi degli anni 2000, ha operato con pudore e discrezione. Fiabane incarna il gesto di San Martino, ha detto il sindaco, che ne ha elogiato generosità e nobiltà d'animo. È l'esempio attualizzato all'anno 2019 esattamente di quello che San Martino fece tantissimo tempo fa. Sono molto contento perché lui è un grande esempio per tutti noi bellunesi e soprattutto per i nostri figli, un esempio di laboriosità, una persona che parte e va a lavorare da un immenso successo e che poi ritorna e divide il suo successo con i suoi concittadini e lo fa in modo discreto. A Fiabane i messaggi in diretta inviati dai bellunesi nel mondo che hanno potuto seguire la cerimonia grazie al collegamento web radio della BM e i canti della terra bellunese eseguiti dal coro minimo diretto dal maestro Gianluca Nicolai. Vi lascio tra pochissimo a 20:10, ospiti in studio Gianangelo Bellati del Movimento Venezia Autonoma e il professor Stefano Zecchi. E poi, come ogni lunedì in prima serata, torna Ring a partire dalle 21:15. Bandiera del Veneto vietata, il titolo della trasmissione, dalla manovra di governo all'autonomia, dalla bandiera vietata al processo Veneto Banca. E poi alle 22:30 sarà con noi Manuel Bortuzzo, il nuotatore trevigiano ferito da un colpo di pistola lo scorso febbraio. In studio Stefano Fracasso del PD, Simone Scarabel dei 5 Stelle, Massimiliano Barison di Veneti Uniti, Giampaolo Vallardi della Lega. E alle 22:30 l'intervista con Manuel Bortuzzo. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre al meteo, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Una perturbazione tiene in ostaggio il nostro territorio, maltempo, neve in montagna e venti sostenuti. Vediamo dunque il dettaglio di martedì 12 novembre. Sul Veneto condizioni di tempo molto instabile con precipitazioni diffuse e anche intense. Attenzione perché i quantitativi di pioggia saranno localmente consistenti. Prevista marea molto sostenuta a Venezia fino a 130 cm, quota neve sui 1200-1500 metri sulle Dolomiti, poi significativamente in calo. Temperature stazionarie minime tra 6 e 11 gradi, massime tra 8 e 13 gradi. Tempo perturbato anche sul Friuli Venezia Giulia, con temporali un po' dappertutto e non si escludono anche dei fenomeni intensi. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 14 gradi circa.
Poche novità sul Trentino Alto Adige, rovesci e precipitazioni temporalesche un po' ovunque, localmente anche abbondanti. Temperature minime tra 4 e 5 gradi, massime sugli 8 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.